Euroregione News. Pedala in Medio Friuli. Il sindaco Fabio Marchetti con grande enfasi presenta la nuova pista ciclabile, la cui realizzazione è stata assegnata a un'azienda locale, la Martina SRL, e insieme all'assessore ai lavori pubblici Giancarlo Bianchini hanno visto l'avvio dei lavori a Biauzzo. Per questa importantissima opera pubblica a favore della sicurezza, ma soprattutto a favore di chi usa la bicicletta ma anche vuole fare una passeggiata a piedi e raggiungere in tutta tranquillità l'abitato di Codroipo partendo da Biauzzo e viceversa. Si tratta di un'opera finanziata dall'amministrazione regionale per 1.600.000 euro. Questo è il primo lotto dei lavori ai quali oggi abbiamo dato uno dei primi scorci e i lavori proseguono molto in avanti rispetto ai tempi prestabiliti, per cui contiamo una consegna per quest'estate come è stabilito nel termine di consegna lavori. Dopodiché andremo avanti col secondo e terzo lotto, perché abbiamo suddiviso quest'opera in 3 lotti essendo molto lunga, capiente e copiosa, e contiamo di terminarla completamente nel 2018. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.